Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto da mascherina, oggi parleremo un po' dei mangiatori di aura e come avviene questo. Perché ultimamente, non molti, ma alcuni negli ultimi mesi mi hanno contattato perché di notte si rendono conto che purtroppo hanno fatto degli errori di gioventù e adesso si sentono attaccati e vampirizzati da elementi. Quindi la prima cosa che vi voglio dire prima di iniziare questo excursus, questa piccola pillola, è se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al favoloso canale di Legarda e del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove alle 20:30 abbiamo i nostri incontri di studi di esoterismo. Bene cari amici, iniziamo con parlare di questa situazione che si è ingigantita anche con l'evoluzione dei social. Perché? Perché in questi social, come ho spiegato in altre pillole, si annidano delle persone, dei soggetti che hanno delle conoscenze esoteriche e quindi danno da mangiare alle loro egregori, alle loro catene magiche tramite queste persone che sono iscritte in questi canali. E allora cosa succede? Succede che noi sentiamo gente che canalizza, che insomma l'angelo babao bimbo bambo, no, bimbo bombo, gli ha detto di fare così e fare cos'ha e fare su, fare giù. Poi vi chiedono chiaramente se volete energie, luci colorate e robe del genere. Allora, prima di tutto dovete sapere una cosa, che le persone al mondo che hanno una vibrazione buddhica, cioè nel senso che riescono a interagire con la loro parte buddhica o atmica, sono praticamente un pugno in tutto il cosmo. E quindi queste persone che possono parlare con gli angeli, queste entità celestiali fatte dal creatore, create dal creatore o dalla Keter, no? Sono veramente pochine e non sono tante come... Quindi è vero che potrebbero essere anche sui social, però se non sono sui social, se sono sui social non sono sul Tibet o non sono da un'altra parte. Quindi capite che se non sono anime buddhiche, no, o anime altissime, chiaramente vuol dire che sono un altro tipo di anime che vuole contattarvi e quindi vi vuole prendere e vi vuole succhiare tramite le loro operazioni occulte. Magari anche loro non sono realistiche, non si rendono conto di cosa stanno usando e quindi di conseguenza diventano praticamente dei portatori sani di distruzione. Questo perché? Perché ho sentito parecchi anche in PVT o al telefono o su WhatsApp che mi contattano e vengono attaccati periodicamente. Questo perché? Perché hanno fatto errori di gioventù, hanno creduto a questi pseudo santoni o suonatori di piffero che si spacciavano per canalizzatori, per gente che hanno questi doni di parlare con praticamente questi angeli, e vi ripeto, ce n'è un pugno in tutto il cosmo di queste persone, cari amici. Molti di questi che si spacciano così sono solamente dei parafulmini di queste egregore che si sono presi giochi di loro e se li stanno mangiando, ma di conseguenza hanno parassitato loro e li usano per poi parassitare altre persone. Quindi, cari amici, dovete sempre stare attenti a non credere quando uno vi dice mi ha dato i numeri cosmici tramite l'angelo Pimpo Pampo o Bingo Bongo, perché i numeri cosmici prima di tutto li potete estrapolare col pendolino e il quadrante radiostesico Busby che io ho già presentato in varie pillole, e poi voi pensate che un angelo si scomodi dalle altissime vibrazioni per scendere giù nell'astrale a darvi dei numeri cosmici? Insomma, non è che bisogna essere caduti piccolini nel seggiolone, ma bisogna almeno essere leggermente ingenui. Quindi, cari amici, occhio che se lasciate aperte certe porte, se incominciate a entrare in certi gruppi sui social, soprattutto perché oggigiorno è molto facile, poi si hanno delle conseguenze che si pagano dopo anni. Dopo anni queste cose escono perché il vostro corpo astrale, la vostra aura più che altro, non riesce più a reggere e il vostro egregore, cioè questo egregore che non è vostro, ma questo parassita che è entrato dentro di voi, vi succhierà tutto e alla fine voi ne pagherete conseguenze
con chiaramente destabilizzazione del campo energetico e quant'altro. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto vi ha detto questa piccola pillola molto veloce, tanto per rendervi attenti e occhi belli vispi e orecchie aperte come il Topo Gigio. Grazie cari amici e mi raccomando venite a iscrivervi al canale di Legare al vostro Marietto veneziano e nei nostri gruppi Face e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!